Mi sentite? Sì, Tutto a posto. Ecco, buonasera a tutti. Io intanto mi presento, sono Viola Tommaso, sono probabilmente la parte più pratica e non tecnica di questo webinar. Porto i saluti del mio consorzio, del nostro consorzio, del CIFOR, e porto i saluti del Conaipo, dove anche là sono vicepresidente, e un saluto particolare arriva dal mio presidente Livio Bostolo. Che dire, la categoria, cioè, l'impulso che le aziende forestali hanno dato probabilmente negli ultimi 15 anni è stato un impulso che prima non c'era mai stato, quindi notevole sia a livello politico che a livello tecnico. A nostro giudizio, soprattutto con l'entrata insomma, del coordinamento nazionale. La categoria è sempre rimasta un po' dimenticata, no? Lasciata sul dimenticatoio perché probabilmente c'erano cose ben più grandi e i livelli, insomma, probabilmente è sempre stato un po' una ruota di scorta il settore forestale in Italia, di conseguenza solo adesso probabilmente ci si sveglia un attimo dopo Vaia, soprattutto perché si vede un territorio che non piace più. Comunque la categoria ha sempre lavorato sul rurale, sull'ambiente montano, sull'ambiente collinare e piano piano ha raggiunto degli obiettivi, insomma, ha raggiunto a livello regionale il patentino di idoneità tecnica forestale e parlando di testo unico in materia forestale, piano piano si spera di raggiungere anche l'equiparazione formativa su tutto il territorio nazionale, no? Quindi dopo avere perlomeno delle regole comuni e un'idea comune di quello che è il territorio. Anche se i boscaioli probabilmente, come ci chiamiamo noi, così siamo legati un po' alle tradizioni, credo che la piattaforma sia un ottimo strumento perché aiuta sicuramente il commercio del legname, ma ci aiuta soprattutto noi a capire dove vendere il legname e a che prezzo riuscire a vendere il legname, perché noi siamo quelli che vanno in bosco, fanno tutto il lavoro e dopo si va a vedere, no, il prezzo del metro cubo a strada, che è una pipa di tabacco rispetto al prezzo lavorato alla fine, no? Allora c'è sempre questo svarione immenso che non si capisce mai se è reale o se invece si può, come dire, ammortizzare un po' tra le parti. Ecco, questa è una cosa che sono curioso e secondo me la piattaforma può dare una grossa mano. Quindi parlando di sfide, sicuramente oltre a quella dei cantieri forestali, che sicuramente è una sfida grande, che non ci siano grossi malanime, insomma, grosse, come si può dire, dei grossi infortuni, la sfida grande è proprio quella del materiale, di riuscire a piazzare il materiale. Riuscire a piazzare il materiale anche senza parlare di numeri, di grandi produttività, perché adesso al giorno d'oggi si parla sempre di fare numeri, anche la tecnologia aiuta sempre a fare numeri, però tante volte ci si trova, e qua faccio magari una parentesi proprio aziendale, un'azienda come la nostra che ha 36 anni, che è sul settore, si trova davanti magari ogni anno, magari 2 o 3 volte all'anno, con degli assortimenti che perché lavora poco, perché non sono, come si può dire, trovabili facilmente in zona e non si sa se bisogna macinare dei tronchi grossi di rovere piuttosto che di ciliegio, non si sa che sezioni fare, no? Le misurazioni fare, se lunghe, corte, e di conseguenza questa piattaforma, a nostro giudizio,
ci aiuta anche in quello per cercare di non mandare tutto a fare scipato piuttosto che legna da ardere, dove da un tronco magari di qualità si può tirare fuori, oltre che a un prodotto locale a chilometro zero e di buona qualità, anche un soldino che a livello forestale le ditte sono, in genere, io parlo molto in genere, sono abbastanza sgangherate. Che dire, quando è uscito questo tema di IPFOR, noi come Consorzio Etri-Veneto abbiamo subito supportato il progetto, abbiamo supportato e abbiamo spulciato su quello del Trentino senza nascondere nulla, che è una piattaforma che funziona bene e che comunque insomma, viene guardata e viene portata avanti dalla provincia di Trento. Una cosa ci terrei a sottolineare profondamente, che una volta fatta questa piattaforma non sia ulteriore non sia un ulteriore, insomma, spreco di tempo e denaro, primo, e che non ci sia burocrazia terza da fare a peso sempre delle aziende, perché ecco, magari andiamo a creare uno strumento anche sì comodo e dopodiché lo bombardiamo di burocrazia perché bisogna averla, non lo so, al giorno d'oggi, ecco che bisogna perdere tempo e soldi. E quindi ecco, una cosa da tenere sotto controllo è quella della burocrazia. Di utile c'è anche, sempre a sostegno di questa piattaforma, siamo contenti perché va a servire sia l'ente pubblico che l'ente privato, nonché ovviamente le ditte. E che dire ancora? Ah sì, e spero che magari la Maier si prenda a cuore questa cosa, che una volta fatto finito il progetto, fatto col PSR, venga insomma sostenuto fortemente dalla regione, insomma, e non magari lasciato in un angolo piuttosto che sostenuto così molto, molto blandamente. Ecco. Prendere stimoli piuttosto da quello del Trentino, dove la provincia è forte di questa cosa, e dar mano insomma a questo nuovo progetto. Niente, per ultimo chiudo, sia come con Ciford sia come con Aibo, avrei il piacere, magari finito, quando Zaia ci lascerà andare a bere ancora qualche aperitivo, di arrivare in regione, magari ascoltato da qualcuno in prima persona, che non si capisce bene anche là chi è il nostro referente adesso, e quindi fare due chiacchiere, insomma, avere un confronto diretto da consorzio a regione, insomma, ecco, tutto là. Io ringrazio e non ho altro da dire. Io senza grossi indugi lascio la parola a Massimo Negrini. Buonasera a tutti, mi sentite? Perfetto. Bene, allora un saluto ovviamente in particolare agli organizzatori, che ringrazio, e a tutti i relatori. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno dato importanti spunti. Ecco. Io qui rappresento la Biomass Green Energy, che è un'azienda che opera nell'ambito della produzione e commercializzazione di cippato. Ma appunto vorrei portare un po' le istanze di quelli che sono, di quello che è il settore della produzione di biomassa a scopo energetico, con un focus specifico sul cippato, quindi con destinazione per la produzione di energia termica o elettrica e termica in cogenerazione. Siamo appunto sia associati a IEL che associati al consorzio CIFORT, e quindi insomma spero di portare insomma qualche istanza che accomuni in un qualche modo anche l'opinione dei colleghi. Ecco. Ecco, in estrema sintesi, noi appunto ci occupiamo della produzione di cippato di due macro categorie. Diciamo cippato di classe più bassa, quello destinato a centrali di medio-grossa taglia, quindi ottenuto da
dal recupero e la valorizzazione di cimali e ramaglie di più scarso valore, ma appunto avendo visto che quel mercato è particolarmente saturo e riguarda pochi grandi acquirenti, l'intento negli anni è sempre stato quello di, diciamo, in qualche modo diversificare la produzione, quindi alzando la qualità attraverso l'infrastrutturazione dell'azienda. Quindi parlo di una piattaforma con all'interno un essiccatoio per la lavorazione e l'essiccazione del materiale, piuttosto che sistemi di tagliatura. Ecco, cerco di fare un attimo il quadro anche del mercato che riguarda questi due macro segmenti di destinazione del cippato, appunto ad uso energetico, per poi dire quali secondo noi potrebbero essere gli sviluppi e anche l'importanza strategica che il portale per la commercializzazione del legname e dei sottoprodotti in Veneto può dare. Allora, diciamo che per quanto riguarda il materiale di più scarsa qualità, questo normalmente appunto viene, come accennavo prima, destinato a grandi centrali che normalmente producono energia elettrica esclusivamente oppure in cogenerazione. Quindi parliamo appunto di materiale molto povero, parliamo di enormi volumi, parliamo di pochi gestori che assorbono ingenti quantitativi di materiale. Non abbiamo in questo momento, diciamo, sul territorio nazionale la previsione della realizzazione di nuovi progetti, quindi di nuove centrali, quindi ci troviamo di fronte a un mercato abbastanza piatto, stabile e in un qualche modo, tra virgolette, controllato dal punto di vista dei prezzi anche da pochi soggetti. Quindi contestualmente ci troviamo ad avere una grossa offerta di materiale sul mercato e una, diciamo, richiesta tendenzialmente in calo se la consideriamo poi distribuita al numero di operatori che sempre più si stanno rivolgendo a questo mercato a causa anche delle grosse, diciamo, disponibilità che ci sono sul territorio, soprattutto sui nostri territori a causa anche appunto di Vaia, ma non solo. Il contesto invece numero 2, che è quello, diciamo, degli impianti di medio-piccola taglia, che sono ad esempio, a titolo proprio esemplificativo, le caldaie che vengono installate presso le serre per le diciamo, attività produttive agricole, piuttosto che caldaie a servizio di teleriscaldamenti oppure a servizio di industrie di vario tipo, sono quelle che ovviamente assorbono nel complesso un quantitativo molto più basso in termini volumetrici, ma che richiedono di parte una qualità più elevata del materiale perché sono impianti diciamo molto più piccoli. In questo particolare frangente momento storico ci troviamo purtroppo anche in questo ambito ad avere una disponibilità molto elevata di materiale e anche di qualità. E parliamo appunto di tutto quello che è il residuo dei tronchi che normalmente, i tronchi di diabete residuali dalla tempesta Vaia in particolare, che non trova altra destinazione se non quella del cippato. Quindi quello che non va neanche all'imballo comunque ha un'ottima qualità per gli impianti di medio-piccola taglia anche a cippato. Per complessità e, diciamo, aspetti problematici del momento. Oltre quindi alle enormi quantità di Vaia, troviamo contestualmente una media delle temperature molto elevata, quindi tutto quello che è il fenomeno del cambiamento climatico che stiamo riscontrando appunto anche in questi mesi, l'abbassamento dei consumi, delle produzioni e quindi anche dell'utilizzo termico dovuto ai fermi causati dalla pandemia. Oltre a questo ci si aggiungono anche, diciamo, la sfiducia che gli operatori hanno rispetto a strumenti incentivanti quali i conosciuti certificati bianchi, e quindi anche in questo momento, anche in questo segmento, troviamo uno stallo del mercato e un forte abbassamento dei prezzi. Bene, fatto questo quadro, tra virgolette, drammatico, riteniamo come impresa, e mi sento di diciamo, portare la voce anche dei colleghi,
troviamo appunto che il portale It4 sia assolutamente strategico per portare a una diversificazione dei prodotti, alla conoscenza di nuovi prodotti, ma soprattutto per accorpare e organizzare l'offerta e individuare quindi anche nuovi canali commerciali, gestendo e organizzando meglio la logistica degli approvvigionamenti. Quindi non necessariamente attorno all'orto di casa, ma individuando anche, diciamo, acquirenti più lontani, ma magari disposti a pagare di più. E questo lo si può fare solamente ed esclusivamente in gruppo o comunque facendo vedere cosa riusciamo a produrre e cosa riusciamo a mettere appunto sul mercato. Quindi quello sul quale noi ci stiamo concentrando è appunto la diversificazione dell'offerta e anche della sua destinazione. In più occasioni è stato citato il dubbio se andare a cippare o no un certo tipo di, e quindi destinare a biomassa un certo tipo di prodotto o sottoprodotto. A mio avviso si può fare molto molto di più rispetto ad oggi sulla selezione e sulla diversa destinazione dei materiali per dare una maggiore appunto valorizzazione. Però se nessuno sa che stiamo facendo questo, nessuno ce lo chiede e lo compra, e quindi non possiamo in un qualche modo darne un valore aggiunto. Quindi siamo molto, confidiamo molto sul fatto che la piattaforma possa aiutarci in questo e che le istituzioni possano seguire il progetto e supportarlo e dare gambe per il futuro. Ecco, quindi spero di non aver rubato troppo tempo e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande, confronti o chiarimenti. Vi ringrazio ancora e ho chiuso.